10 in punto di mercoledì 9 marzo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Puntuali, come sempre siamo qui con la nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione con il nostro Focus TG per parlarvi di quello che è successo e che sta succedendo in Veneto, dal Veneto, perché il nostro format, oramai lo sapete, ci seguite sempre più numerosi, insomma, è caratterizzato da tanti collegamenti live dal nostro territorio. Oggi saremo a Vicenza, saremo a Padova, saremo a Treviso, insomma tante notizie di cui parlare. Iniziamo subito con la cronaca, perché l'edizione di ieri l'abbiamo aperta dandovi in anteprima, insomma in diretta, la notizia di un allarme, una notizia che ha suscitato molto scalpore. Poi durante la giornata il ritrovamento a Vicenza di un morto sotto il cavalcavia di Ponte Alto. Ebbene, durante tutta la giornata di ieri le forze dell'ordine, gli inquirenti hanno chiaramente approfondito la vicenda, cercato di fare chiarezza su una storia che ha ancora per certi versi i caratteri, i tratti del giallo. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Sono ancora al vaglio degli investigatori le esatte cause della morte dell'uomo che è stato ritrovato questa mattina nel corso d'acqua che scorre sotto il cavalcavia di Ponte Alto, poco lontano dal centro di Vicenza in direzione Verona. Ad accorgersi del cadavere immerso nel torrente di Oma sarebbero stati un passante ed alcuni operai impegnati nel cantiere adiacente per lavori sulla rete idrica. Poco prima delle 10 hanno lanciato l'allarme. Immediato l'intervento dei carabinieri, il personale del SUEM e una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato la salma e uno zaino di proprietà della vittima. Sul posto ad ispezionare il cadavere e l'area circostante, subito circoscritta anche gli investigatori della polizia e un rappresentante della procura. Tra le cause della morte, infatti, non era ancora stata esclusa la possibilità di una fine violenta dell'uomo, un rumeno, senza fissa dimora, di 37 anni d'età. Il magistrato di turno si è occupato subito anche di esaminare il contenuto dello zaino che custodiva i documenti di identità. Inizialmente avevano creato infatti qualche dubbio sulla effettiva corrispondenza con le fisionomie del corpo ritrovato. Il decesso sembra essere riconducibile ad una morte per cause accidentali, atteso l'esito dell'autopsia, determinanti in particolare i risultati degli esami tossicologici effettuati sulla salma. Ci spostiamo adesso a Vigo d'Arzere per un'altra notizia di cronaca nera. Un anziano di 73 anni ha perso la vita dopo essere scivolato nel fiume Brenta. Voleva farsi una passeggiata lungo il Brenta, dato le belle giornate, ma non ha fatto più ritorno a casa. È morto così Giuseppe Gallo, 73 anni, annegato nelle acque del fiume Vigo d'Arzere dopo essere probabilmente scivolato. A dare l'allarme è stata la moglie, preoccupata per il mancato rientro a pranzo del marito. Le ricerche sono scattate immediatamente. Sul posto sono arrivati i carabinieri, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Il corpo dello sfortunato anziano è stato notato poco dopo e prontamente portato a riva. Per il 73enne purtroppo non c'era più nulla da fare. Pochi i dubbi degli investigatori, che ritengono che l'anziano abbia perso l'equilibrio e sia scivolato cadendo nelle acque senza riuscire più a riemergere. Continuiamo con le notizie di cronaca, ci spostiamo adesso a Montebelluna, dove un negozio è stato dato alle fiamme. I carabinieri hanno arrestato il piromane. Una vendetta per il no alla licenza, è questo il movente dell'incendio doloso appiccato in una sartoria di Montebelluna il 30 gennaio scorso. I carabinieri hanno arrestato in queste ore un cittadino cinese. Ad andare a fuoco era stata la sartoria intestata a un suo connazionale collocata al pian terreno di un condominio di 3 piani con 10 appartamenti. Il negozio fu avvolto dalle fiamme e la rapidità della propagazione del rogo indusse i vigili del fuoco a far evacuare lo stabile. L'uomo voleva convincere il proprietario del negozio a rivendergli la licenza da lui acquistata 3 anni prima. Di fronte al suo no, non ha esitato a cospargere il locale di liquido infiammabile e appiccarvi il fuoco. In seguito avrebbe anche minacciato la moglie del negoziante per indurla a ritirare le deposizioni rese dagli investigatori.
Tante notizie, come vi dicevo, di cronaca, di attualità legate al territorio. Fra poco apriremo una parentesi importante su tutto ciò che concerne, che riguarda l'accoglienza dei profughi ucraini nel nostro territorio, nella nostra regione. Parleremo della crisi umanitaria, ma parleremo tanto anche del caro bollette, con storie, con segnalazioni, con le vostre storie, con le vostre segnalazioni, e poi un'ampia pagina dedicata alle donne. Ieri è stata la festa delle donne, quindi andremo a rivivere, a ripercorrere insieme le emozioni lungo nord-sud del nostro territorio, quindi Padova, Treviso, Vicenza, Verona, insomma Venezia. Come è stata festeggiata questa festa. Ebbene, detto questo, continuiamo con la nostra scaletta, continuiamo a parlare di cronaca, in questo caso di violenza contro i genitori. Un 29enne tossicodipendente di Volpago del Montello è stato arrestato dai carabinieri. Aggredisce i genitori che non volevano dargli i soldi per la droga e si sfoga anche sulla macchina del padre. È successo a Volpago del Montello, protagonista della furia un 29enne con gravi problemi di tossicodipendenza. Di fronte al rifiuto dei genitori disperati per l'ennesima richiesta di denaro, prima si è scagliato su padre e madre, poi, armato di coltello e bastone, ha cominciato a danneggiare l'auto del genitore parcheggiata fuori casa nel cortile, sfondando il parabrezza e forando le gomme della vettura. I carabinieri intervenuti sul posto hanno immediatamente bloccato il giovane e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia. E adesso una nuova importante operazione della Guardia di Finanza di Padova, impegnata insomma nello smascherare una serie di truffe iniziate nel periodo del lockdown. Pensate, si tratta di truffe con proventi illeciti per quasi 4 milioni di euro. Truffe per 1,5 milioni di euro grazie ad una rete di società fittizie. Questo è emerso dall'operazione della Guardia di Finanza di Padova, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo. È una nuova tranche dell'indagine Zona Rossa, operazione dei finanzieri di Padova, che lo scorso settembre aveva colpito dei truffatori che sarebbero collegati al clan Mazzei di Cosa Nostra, che approfittando del lockdown e delle zone rosse acquistavano prodotti di vario genere, dall'agroalimentare ai prodotti di elettronica, senza però pagarli. L'indagine è dunque continuata perché, nonostante il leader di questo gruppo criminale fosse agli arresti domiciliari, le truffe non si sono fermate. Abbiamo riscontrato la ritirazione di condotte truffaldine che erano state già evidenziate nell'occasione della prima esecuzione dell'ordinanza del settembre del 2021, il che ha consentito al GIP di Rovigo di emettere un'ulteriore ordinanza che poi ha sostanzialmente disposto gli arresti domiciliari per il rappresentante legale di un centro di elaborazione dati che aiutava l'organizzazione a predisporre bilanci o verbali di assemblee, e di ulteriori 2 buyer che erano utilizzati dall'organizzazione per perpetrare le truffe. 64 le truffe messe in atto dal gruppo a danno di aziende dislocate in tutto il territorio nazionale. Dopo la prima indagine, il gruppo aveva spostato la sede operativa dalla provincia di Padova all'Interland bresciano. Non erano però cambiati i metodi di truffa. Ai venditori venivano infatti presentate credenziali alterate che li facevano risultare buoni pagatori. Ricevuta la merce, però, di pagare non ci pensavano nemmeno. Il materiale veniva poi rivenduto fuori dagli ordinari circuiti commerciali. Complessivamente queste truffe hanno un controvalore di oltre 3,7 milioni di euro. Anche il presidente della regione, Luca Zaia, ha voluto complimentarsi con gli uomini delle Fiamme Gialle di Padova. Ma come fare ad individuare questi truffatori? Il modo per difendersi è cercare di essere cauti, soprattutto nei rapporti commerciali e in occasione di rapporti commerciali con nuovi clienti, che in questo caso erano ben organizzati perché presentavano dei bilanci floridi e dimostravano anche di possedere da un punto di vista contabile un solido capitale sociale. Fumata nera, restiamo nel padovano, per la crisi di Valvitalia, l'azienda di 2 Carrare che vuole delocalizzare, trasferire la produzione nel Pavese. La Regione si impegna a chiedere l'intervento del Ministero dello Sviluppo Economico.
Valvi Italia non fa marcia indietro. L'azienda di Due Carrare, che occupa circa 100 lavoratori, durante il tavolo regionale convocato dall'assessore Elena Donazzana ha ribadito la volontà di trasferire la produzione nel sito di Riva Nazzano Terme, in provincia di Pavia, e ha dichiarato di non essere disponibile a valutare l'attivazione degli ammortizzatori sociali al fine di rendere meno traumatici per il territorio e i lavoratori gli effetti negativi della scelta aziendale. L'eventuale utilizzo degli ammortizzatori sociali avrebbe tutelato i lavoratori nella fase di ricerca di una nuova occupazione sul territorio e agevolato l'individuazione di un possibile subentro industriale nel sito con valorizzazione delle maestranze. A questo punto la Regione si è detta disponibile ad informare il Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla situazione di difficoltà del gruppo. E adesso piccola pausa pubblicitaria per noi, torniamo fra pochissimo, come vi dicevo, con tante altre notizie di cronaca, con i collegamenti in diretta. Dobbiamo parlare dei festeggiamenti dell'8 marzo e poi chiaramente una parentesi dedicata all'accoglienza dei profughi, al caro bollette, insomma tutto questo fra poco a Focus TG. Sono le 12:14, noi siamo in diretta e lo saremo fino alle 13:30 per tenervi informati su tutto quello che succede in Veneto, con i nostri collegamenti, con i nostri servizi, con i nostri approfondimenti e con le nostre inchieste. Nella prima parte di questo Focus TG tante piccole pillole di cronaca, abbiamo già fatto un po' il punto della situazione di alcune notizie fra le più importanti della giornata. Adesso proseguiamo sempre con la cronaca, ci spostiamo a Venezia, dove è stato aggredito da una banda di malviventi il noto artista Fabrizio Plessi. Il noto artista 81enne Fabrizio Plessi, da tempo stabilitosi a Venezia, aggredito alle spalle da una donna e derubato del portafogli. L'aggressione lunedì sera dopo le 19 in campo San Polo, con la donna che lo ha aggredito saltandogli letteralmente addosso sulla schiena, immobilizzandolo, mentre altri 3 uomini gli frugavano nelle tasche della giacca, derubandolo appunto del portafogli. L'artista, subito dopo il fatto, in stato di shock, fortunatamente non ferito in modo grave, sebbene con qualche visibile escoriazione di chimosi, e in stato di profonda prostrazione, si è rivolto alla Guardia di Finanza per chiedere aiuto e i militari hanno allertato le volanti della polizia. I 4 intanto si erano dileguati fuggendo verso Rialto. Fabrizio Plessi è l'artista internazionale che a Venezia nel Natale del 2020 ha realizzato in piazza San Marco l'albero composto da 80 monitor illuminati disposti a forma di abete. E ci avviciniamo al momento in cui torneremo a rivivere la giornata di ieri con i festeggiamenti per l'8 marzo. Sicuramente un bell'esempio che ci arriva dall'ULSS 6 ci permette proprio di introdurre questo nuovo argomento, perché una giovane chirurga incinta è stata assunta a tempo indeterminato dall'ospedale di Campo San Piero. L'ULSS 6 ha commentato: assumere donne in gravidanza deve diventare la normalità. Caterina Michelini, giovane dottoressa, ha firmato oggi il suo contratto per il posto fisso ed entra così a far parte dell'equipe dell'unità operativa di chirurgia generale dell'ospedale Pietro Cosma di Campo San Piero, un'eccellenza del nostro territorio. Una notizia per lei doppiamente bella, perché è da sempre il suo lavoro dei sogni, e poi la dottoressa, già mamma di una bambina, è al 6° mese di gravidanza e a maggio darà alla luce un maschietto. Assumere una donna incinta, dice Caterina Michelini, non deve destare stupore o ammirazione, perché penso che debba essere considerata una cosa normale. L'USL 6 è da sempre amica della famiglia, ha commentato invece il direttore generale Paolo Fortuna. E allora voi sapete che Rete Veneta è un emittente che dà voce ai nostri telespettatori, dà voce ai cittadini, e allora ascoltiamo proprio la voce, in questo caso dei vicentini, che ci parlano della festa della donna, di come insomma hanno deciso di omaggiare il gentil sesso e insomma se questa festa insomma che tipo di significato ricopre, riveste ancora per loro. Vediamo insieme tutto nel prossimo servizio.
Sarebbe facile dire che è una festa banale, che è una festa commerciale, che serve solo a fare vendita dei fioristi, però io ancora sono convinta che soffermarsi su questo giorno pensando ai diritti che ancora devono maturare e essere conquistati, io penso che sia invece fondamentale. Questo è per la mia mamma, tanto, e credo sia sempre una bella tradizione da mantenere, perché anche può essere un gesto superfluo, ma invece avere sempre un ricordo anche per le persone care può essere insomma un segno anche di amore, ma anche di amicizia, di pace, che adesso ne abbiamo tanto bisogno. Tutti i giorni dell'anno, specialmente in questo momento, pensando a quelle donne in Ucraina che stanno tentando di salvare i loro figli. Per me è una giornata molto importante e spero che sia alla difesa della donna per tutto quello che continua a succedere contro le donne. Già mia figlia e mia moglie gli ho già fatti gli auguri e i festeggiamenti. Un significato importante perché la donna svolge un ruolo decisamente importante, oggi più di sempre direi. Mi rifaccio anche a quello che sta succedendo nel mondo e poi anche il doppio o triplo lavoro che svolge una donna, le attività che svolge, il ruolo che ha nella società. Voi uomini che contributo potete dare? Ma rispettarle sempre. Questa era la voce dei vicentini, rimaniamo in provincia, ci spostiamo però un po' più a nord, a Bassano. Ascoltiamo adesso la voce dei bassanesi proprio in merito alla festa dell'8 marzo. Non è oggi la festa delle donne, è sempre, tutti i giorni la festa delle donne. Auguri donne! Chi gliel'ha regalata questa mimosa? È un corteggiatore che è passato e il Signore gli offre la mimosa. Auguri di tanta felicità in un periodo di guerra, trovare la pace lo stesso. Sto portando a casa adesso una piantina. Non sarebbe solo oggi, sarebbero anche gli altri giorni da festeggiare. Comunque un augurio sincero di una buona giornata, tanta salute e soprattutto serenità in questo momento. Un augurio che vuole fare le donne? Tanta felicità, che cambia questa situazione qua, perché ormai, specialmente le donne, che sono le colonne, dicono, Bisognerebbe sempre che fosse sto giorno qua, esatto, no? Tutto l'anno, perché Austria... Perché noi donne siamo forti. Cosa farebbero gli uomini senza le donne? Noi? Signore? Tutto l'anno, sempre. Insomma, questa era la voce raccolta dalla nostra collega Sharon Di Carlo dei bassanesi, delle bassanesi soprattutto, visto che era la festa della donna. Adesso, piccola parentesi, diamo un aggiornamento importante e uno dei momenti più attesi della nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione, quella della lettura del report di Azienda Zero, la fotografia giornaliera che ci arriva in merito all'evolversi della epidemia, insomma della curva epidemiologica in Veneto, nella nostra regione. Sono i dati che riguardano, lo ripetiamo, le ultime 24 ore, ma oramai tutti voi avete imparato a leggere velocemente questa tabella. Guardiamo il primo dato, quello che riguarda il delta dei casi positivi. Da ieri a oggi si segna un più 3.982 casi, quindi ci sono 3.982 positivi in più rispetto alla giornata di ieri, ma il numero dei casi attualmente positivi in Veneto è sceso sotto il muro dei 50.000, sono per l'esattezza 49.134, numeri ampiamente gestibili, numeri che comunque, lo ricordiamo, non devono farci abbassare la guardia. Quindi dicevamo poco meno di 4.000 i nuovi positivi, il delta dei nuovi positivi, e i casi attualmente positivi sono scesi sotto i 50.000. Diamo un'occhiata rapida, veloce, anche alle ospedalizzazioni e i ricoveri in area non critica e alle terapie intensive. Oramai, come vi dicevo, insomma, sapete che quando c'è il meno davanti a questi due numeri qua vuol dire che sono belle notizie. Meno 26 ricoveri in area non critica, un numero sicuramente importante, meno 3
per quello che riguarda le terapie intensive. Quindi scendono sia i ricoveri che le terapie intensive, purtroppo. Lo sapete, insomma, è sempre difficile leggere insieme questo numero: 11 nuovi decessi nelle ultime 24 ore attribuiti proprio al Covid-19. Noi adesso, in attesa di collegarci con Padova, ci spostiamo nel Vicentino continuiamo a parlare di donne, continuiamo a parlare anche di rispetto di quello che è il ruolo della donna, un rispetto che a volte manca, e allora ecco che intervengono campagne di sensibilizzazione importantissime, come quella promossa dalla Polizia di Stato. Violenza di genere, pensate, 5 femminicidi nel Vicentino solo nel 2021, in aumento i reati spia. Nel giorno della festa della donna la campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato segue questo slogan, questo payoff: la violenza non è amore, questo non è amore. Vediamo. Calano in Italia i femminicidi dai 141 del 2018 ai 119 dello scorso anno, di cui 5 nel Vicentino, che rappresentano un'incidenza importante. Aumentano invece i reati spia, dallo stalking del 18% ai maltrattamenti contro i familiari del 30%, stando ai dati diffusi dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Tendenza che si riflette anche nella provincia di Vicenza. Si tratta di un fenomeno purtroppo in espansione, è uno di quei reati che nonostante la pandemia hanno avuto un incremento anche nel corso del 2020 e del 2021. Abbiamo notato d'altro canto che vi è anche un incremento della sensibilità da parte della popolazione e da parte delle vittime. Oggi la Polizia di Stato nelle piazze vicentine ha rinnovato la campagna di sensibilizzazione "Questo non è amore", per spiegare gli strumenti messi a disposizione dalla rete delle istituzioni. E peraltro noi come prefettura recentemente, ricorderete, abbiamo proprio sottoscritto un protocollo che mette insieme tutti quanti gli attori, quelli che si muovono nel mondo della prevenzione, quelli che si muovono nel mondo del contrasto, per cercare di poter ottimizzare, la sinergia dei vari interventi e delle varie competenze. Non solo l'invito a denunciare, può essere presentata una richiesta di ammonimento del questore. Mette di fronte alle proprie responsabilità, avvisandolo che nel caso in cui perseveri in questo comportamenti potrà essere sancibile di sanzioni di carattere penale molto gravi. Attenzione rivolta anche al recupero delle vittime dei propri comportamenti attraverso il protocollo Zeus, con percorsi per uscire dal ciclo della violenza. Devo dire che questo percorso, che è stato studiato appunto da persone altamente specializzate, ha fatto sì che, dove è stato applicato sistematicamente, ha portato ad una riduzione della recidiva al 10-15%, che è un risultato importantissimo, fondamentale. E allora noi vediamo collegata con noi la nostra collega Chiara Gaiani da Padova, tutto pronto per il collegamento, però io chiedo un attimo di pazienza alla nostra collega, in attesa di collegarci con lei. Noi ci prendiamo 2 minuti tondi di pubblicità, rientriamo subito con Chiara Gaiani da Padova. A fra poco. (12:30), rieccoci in diretta con il nostro Focus TG. Vi abbiamo lasciato con un po' di suspense prima del break pubblicitario, perché abbiamo intravisto il collegamento in diretta con la nostra collega Chiara Gaiani da Padova. Noi abbiamo visto poco fa, letto insieme i dati del report di Azienda Zero per quello che riguarda l'andamento dell'epidemia in Veneto, e proprio di Covid ci parla appunto da Padova Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Buongiorno Alex e buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo all'interno dell'ampia area dell'azienda ospedaliera di Padova, dove sta per iniziare la conferenza stampa del direttore generale Giuseppe Dalben, la conferenza stampa settimanale, l'appuntamento per fare il punto sulla pandemia. Come sta andando? Sta andando ovviamente molto meglio, ma la pandemia ci sta lasciando meno lentamente di quanto ci si attendeva nelle scorse settimane, che erano state settimane di grande
grande ottimismo. E allora andiamo a vedere qualche dato che ci ha anticipato prima dell'inizio della conferenza stampa il collega dell'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera. Ci sono stati per quanto riguarda i tamponi refertati solo nella sede qui dell'azienda ospedaliera di Padova, che è un po' il focus con cui inizia lo sguardo a quello che è l'andamento della pandemia, 276 tamponi positivi, un tasso di positività che si è abbassato di molto, siamo a poco meno del 4%, con però ancora 222 persone che si sono rivolte al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera con sintomi riconducibili al coronavirus, un dato sostanzialmente stabile rispetto alla scorsa settimana. L'andamento dei ricoveri sono aumentati di 4 unità rispetto a quella agli ricoveri che c'erano stati nella settimana precedente, 22 la settimana precedente, 26 questa settimana. In questo momento sono ricoverate nei reparti dell'azienda ospedaliera di Padova 67 persone, 4 delle quali sono in terapia intensiva. Ovviamente se noi andiamo indietro di qualche settimana sono dati davvero confortanti, siamo arrivati ad avere 190 persone ricoverate all'interno dei reparti dell'azienda ospedaliera di Padova, 67 sono un numero davvero basso, ma l'attenzione non va calata ed è quello che ci dirà quasi certamente il direttore generale dell'azienda ospedaliera, perché di questi 67 ricoverati 42 presentano sintomi, 25 sono quelli che sono stati chiamati Covid per caso, cioè persone che sono entrate nell'azienda ospedaliera per altre motivazioni di salute e che poi all'esito dell'esame del tampone che viene fatto ovviamente a tutte le persone che poi necessitano di un ricovero sono risultate positive. Quindi il virus sta ancora circolando, non bisogna abbassare la guardia, ci siamo quasi, vediamo davvero la luce in fondo al tunnel, ma le attenzioni devono restare quelle che abbiamo avuto e che abbiamo imparato ad avere in questi mesi. Ti darei un'altra notizia in chiusura di collegamento, Alex, che riguarda l'accoglienza dei rifugiati che arrivano dall'Ucraina. Il direttore generale Dalben si era detto subito disponibile ad accogliere persone che avessero necessità di cure adeguate. Ecco, un bambino è già arrivato la settimana scorsa, un bambino di 4 anni, un altro ce ne darà notizia tra poco, è arrivato in queste ore dopo un viaggio di 2600 chilometri, soccorso accolto dai volontari che lavorano insieme all'azienda ospedaliera di Padova. Bambini che hanno bisogno di cure particolari e che saranno ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica, che sappiamo è un fiore all'occhiello dell'azienda ospedaliera di Padova, dove questi piccoli saranno accolti e avranno, speriamo, attraverso le cure dei medici, davvero una speranza di vita e di una vita migliore. E noi ci auguriamo la stessa sorte per questi bambini, ci uniamo al tuo messaggio che è più che condivisibile. Ringraziamo la nostra collega Chiara Gaiani da Padova per il suo intervento sempre preciso e puntuale. Grazie per averci fotografato la situazione relativa al Covid e non solo nell'azienda ospedaliera di Padova. Adesso noi rientriamo in studio, ma rimaniamo in provincia di Padova, anzi rimaniamo lì a pochi passi da dove ha effettuato il collegamento la nostra collega Chiara Gaiani per fare un tuffo ancora nella giornata di ieri, perché gli studenti di Padova hanno messo in piedi un'iniziativa molto particolare per la giornata della festa delle donne. Ebbene, si sono presentati in classe con la gonna e intervistandoli, ascoltando le loro voci, in molti hanno detto che non reputano l'8 marzo una giornata solo di festa, ma deve essere una giornata anche e soprattutto di rivendicazione dei diritti. Vediamo. Hanno deciso di andare a scuola indossando le gonne con lo smalto alle unghie, un segno che alcuni studenti padovani hanno voluto dare alle loro compagne di classe nel giorno dell'8 marzo per manifestare la loro solidarietà contro le molestie verbali nei confronti di ragazze vestite in gonna avvenuta nelle ultime settimane in alcune scuole d'Italia. L'iniziativa è stata promossa dalla rete degli studenti medi. Quella di oggi è una giornata per la lotta per i diritti, per cercare diritti per le donne che tutt'oggi nella nostra società, nonostante sembriamo così moderni, hanno problemi di discriminazione continue, sia per quanto concerne la vita lavorativa che per quanto concerne la vita di tutti i giorni. Infatti capita spesso oggi che le donne vengano discriminate per strada, vengano aggredite, vengano molestate, ed è proprio per
la solidarietà nei confronti delle donne che vengono molestate sia per strada che anche nell'ambiente di lavoro, che per noi studenti è la scuola, abbiamo deciso nei ragazzi di indossare la gonna per cercare di metterci un pochino nei loro panni. L'8 marzo non può più essere il giorno delle mimose e basta, dicono gli studenti come Matteo del liceo Fermi di Padova, ma il giorno in cui i giovani decidono di parlare di temi legati alla condizione delle donne, al divario retributivo di genere e alla violenza che purtroppo avviene quasi quotidianamente. Tutti in gonna, perché la gonna è un simbolo per essere uniti nella lotta per i diritti, una lotta che parte dai banchi di scuola per educare anche le vecchie generazioni. Mi ha fatto molto piacere perché penso che sia un gesto di solidarietà in questo giorno importante come l'8 marzo. Non è una giornata di festa, non deve essere una giornata di festa, assolutamente, è una giornata per ribadire che bisogna continuare a lottare per la parità di genere. E continuiamo, restiamo sempre a Padova, facciamo il punto della situazione riassumendo in questo servizio tutte le altre iniziative della giornata di ieri. Donne vittime di violenza, donne in fuga dalla guerra, donne discriminate al lavoro, sono soprattutto loro ad essere ricordate oggi 8 marzo, una giornata che ha abbandonato l'aspetto della festa e che ha scelto di celebrare la lotta per i diritti. Tante le iniziative a Padova per questo 8 marzo che guarda con dolore alle donne ucraine che scappano dai bombardamenti con i loro figli. Davanti a Palazzo Moroni il gazebo del Centro Veneto Progetti Donna che ha sensibilizzato a denunciare la violenza, soprattutto quella domestica. Per noi l'8 marzo è un giorno di ricordo e di memoria. È vero che non possiamo ricordarci soltanto l'8 marzo della violenza di genere, ma è sicuramente un giorno che ci permette di fare i conti col fenomeno. Noi abbiamo chiuso il 2021 con 1100 donne che si sono rivolte al nostro servizio. Dal 2020, diciamo dal post-Covid, le donne ricominciano a rivolgersi a noi. In quest'anno particolare, in questa giornata in particolare, pensiamo anche molto alle donne ucraine che stanno vivendo sulla loro pelle gli effetti di una guerra molto difficile e che grava maggiormente sulle donne. Donne vicine anche alle lavoratrici, come il collettivo Non Una di Meno, che prima del tradizionale corteo per l'8 marzo ha manifestato solidarietà alle addette del settore pulizie. Questa mattina eravamo davanti all'ospedale di Piave di Sacco insieme alle lavoratrici delle pulizie dell'ospedale di Piave di Sacco, di Monselice e dell'Agenzia delle Entrate di Padova, perché appunto oggi è l'8 marzo e per noi è soprattutto una giornata di lotta e di sciopero in cui vogliamo rivendicare insomma dei diritti per tutte le donne che lavorano, e col lavoro intendiamo tante forme di lavoro, anche quello che non viene riconosciuto come tale, che viene svolto nelle case. Da Padova a Venezia, anche qui tante iniziative per la festa della donna. È la regatante Gloria Rogliani, la vincitrice del Premio Donna 2022 nella giornata dedicata all'universo femminile. Bellissimo. Un riconoscimento, un momento di riflessione dedicato a una figura femminile che si è distinta a Venezia per l'impegno nell'ambito sociale, culturale e ambientale, la cui cerimonia si è svolta a Ca' Farsetti alla presenza della presidente Damiano per concludersi in acqua, dove le protagoniste sono salite a bordo delle barche a remi. Tantissime emozioni, abbiamo parlato di tanti temi importanti e oggi celebriamo le donne, tutte le donne, un pensiero commosso a chi è meno fortunato di noi, a chi sta vivendo la guerra. È la prima edizione, già si sta pensando alla seconda. A questo aggiungeremo anche il premio della nonna, prossima volta. Ma questa non è l'unica iniziativa della giornata nel veneziano. In quartiere Pertini a Mestre è stata posizionata in piazzetta Merini la panchina rossa in memoria delle donne vittime di violenza. Noi uomini soprattutto dobbiamo riflettere su quello che succede alle donne. La violenza non solo fisica ma anche psicologica. Quindi la panchina che abbiamo voluto in piazzetta Alda Merini è proprio per questo. Consapevolezza che noi dobbiamo avere di noi stesse, del nostro valore di madre, di donne che lavorano a casa, che donne che lavorano fuori casa, e questo secondo me è legato anche alla curiosità, alla disponibilità al sapere, al leggere, all'essere informate. Una volontaria dell'Auser ha poi realizzato una panchina in miniatura posizionata all'interno della biblioteca. Per ricordare la violenza sulle donne, non solo fisica ma anche psicologica, che purtroppo tante volte viene fatta in famiglia.
E adesso siamo rientrati in studio per spostarci immediatamente a Vicenza, dove vedo collegato con noi il nostro collega Federico Fusetti. Buongiorno Federico, prima della pausa pubblicitaria raccontaci un po' le ultime novità da Vicenza. So che insomma, oggi è previsto un incontro dei sindaci del territorio per parlare soprattutto di accoglienza. Sì, buongiorno Alex, buongiorno ai telespettatori. Dici bene, proprio così, oggi pomeriggio un incontro perché il prefetto di Vicenza, Pietro Signoriello, vuole avere le idee più chiare, nel senso che ci sono arrivi di profughi ucraini, ma non si sa esattamente l'entità di questi arrivi. Stando, diciamo, alle dichiarazioni della regione dovrebbero essere migliaia, ma al momento invece quelli censiti ufficialmente sono pochi, qualche decina. Quindi il prefetto in un certo senso vuole avere più chiaro il polso, avere il polso della situazione, una situazione che deve essere più chiara sul territorio. Quindi per oggi pomeriggio convocati i sindaci del Vicentino e per capire da loro in realtà quanti sono i profughi effettivamente arrivati sul territorio. Ci sono migliaia di posti disponibili che sono, diciamo, censiti in queste ore, varie le associazioni ma anche diciamo i privati pronti ad accogliere, ma la cosa importante è capire quanti sono i reali numeri sul territorio per avere poi la possibilità di organizzare al meglio l'accoglienza. Pensate che c'è stato già anche un incontro con il dirigente scolastico provinciale, perché ovviamente non è escluso che in caso di arrivi anche di bambini in età scolare tutto, diciamo, il meccanismo legato alla scuola sia pronto ad inserire i bambini anche all'interno delle classi, quindi per poter proseguire l'anno scolastico senza traumi e senza scossoni. Davvero questa è una cosa importantissima e molto molto interessante. Quindi insomma, vi rimandiamo a questa sera per capire effettivamente le dimensioni degli arrivi dei profughi e i posti soprattutto che saranno disponibili in provincia di Vicenza. Federico, a conferma di quello che ci hai appena detto, sono tante anche le società sportive, ad esempio, che stanno garantendo, stanno offrendo la possibilità proprio ai bambini in fuga dai territori della guerra di iscriversi gratuitamente, di poter diciamo, proseguire come per la scuola, di non interrompere, diciamo, il percorso formativo, anche di poter fare sport, potersi, diciamo, continuare a divertire, ad allenarsi, insomma sempre in sicurezza e quant'altro. Una domanda in chiusura, Federico. Abbiamo visto, grazie anche alla tua testimonianza, il cuore della solidarietà dei veneti, insomma del territorio, mettere in moto una grande macchina di aiuti, di disponibilità, appunto di solidarietà. Qual è l'aria che si respira in città? Cioè, i vicentini sono effettivamente contenti, disposti, propositivi nei confronti delle popolazioni che stanno arrivando e che arriveranno dall'Ucraina? Sì, molto. C'è preoccupazione per la situazione, ma anche la consapevolezza che bisogna fare qualcosa. I vicentini con entusiasmo, se li fermi per strada, proprio senti che parte dal cuore questa voglia di poter fare qualcosa per accogliere chi sta soffrendo. Quindi direi decisamente sì. La cosa importante è che giustamente il rappresentante dello Stato sul territorio, ovvero il prefetto, chiede è che ci sia organizzazione, ma soprattutto una, come dicevo, un'idea chiara di quanti sono effettivamente gli arrivi, e chi meglio dei sindaci sa quello che accade sul proprio territorio. Ecco perché la riunione di oggi pomeriggio è davvero importante per avere più chiare le dimensioni del fenomeno. E noi allora seguiremo questo, seguiremo tanti altri approfondimenti e fatti di cronaca nelle edizioni serali dedicate proprio all'informazione. Ringrazio il collega Federico Fusetti da Vicenza. Buon lavoro Federico, grazie. Noi rientriamo in studio per pochi secondi perché adesso andiamo in pubblicità, ma torniamo subito. (12:50), mercoledì 9 marzo, il nostro appuntamento con l'informazione in diretta
di Focus TG. Siamo in studio adesso per parlare di switch off, un termine con cui tanti di voi stanno familiarizzando in questi giorni. Insomma, sapete, ve lo ricordiamo, che insomma, il passaggio verso la TV digitale sta insomma, creando un po' di assestamento. Anche noi cambieremo canale, insomma, noi come le altre emittenti di Media Nord-Est. Sono giorni in cui appunto tanti anche telespettatori stanno avendo dei problemi di risintonizzazione, non trovano i canali nella loro abituale, diciamo, posizione, ma il rischio più importante, ce ne parla il vicepresidente del Consiglio regionale Veneto Nicola Finco, è che una grande fetta di veneti rimanga diciamo senza collegamento diretto, senza poter vedere i canali delle emittenti locali, e non solo, insomma, delle difficoltà che riassumiamo nel prossimo servizio. Vicepresidente del Consiglio regionale Veneto Nicola Finco, siamo arrivati al giorno ormai dello switch off, però c'è il rischio che tantissimi veneti rimangano tagliati fuori dalle trasmissioni televisive, soprattutto locali. Che cosa sta facendo la Regione, il Consiglio regionale, per ovviare a questo problema? Da circa un anno e mezzo il Consiglio regionale e la Giunta regionale stiano dialogando proprio con il Ministero e anche ovviamente con i vari editori che sono presenti nella Regione del Veneto per superare le tante difficoltà che saranno causate da questo switch off. Noi abbiamo evidenziato tutta una serie di problematiche legate alla ricezione del segnale che a nostro avviso rischieranno di lasciare senza segnale televisivo una fascia importante della popolazione del Veneto. Stiamo parlando della zona del Basso Veneto, ma anche della zona del Veneto orientale, circa 1 milione di persone. E oggi noi stiamo continuamente facendo pressione, il governo si è preso anche determinati impegni per fare alcune modifiche a livello di programmazione, a livello di sistema nelle zone del Basso Veneto e non solo, quindi speriamo che il governo acceleri soprattutto per quel che riguarda le frequenze, perché veramente c'è il rischio oggettivo che moltissimi nostri cittadini non vedranno più le reti locali. C'è questo impegno concreto, però sappiamo benissimo come funziona la macchina romana e stiamo facendo di tutto per accelerare i tempi. E allora il conto alla rovescia oramai è praticamente finito, perché domani sarà il giorno in cui scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale. Allora vi ricordo appunto che dal 10 marzo scatterà questo nuovo passaggio verso la TV digitale in Veneto. Le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul canale 14 e TNE Telenord-Est sul canale 18. Per continuare a seguire l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Telenord-Est, quindi sarà importante e necessario risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali, il 10, lo ripetiamo, per Antenna 3, il 14 per Rete Veneta e il 18 per Telenord-Est. Adesso torniamo a parlare di donne, di festa della donna, ma in una chiave diversa, con una testimonianza diversa. L'esperienza di Federica Curcio, mamma e carabiniere scelto, 2 ruoli impegnativi, ci racconta, ma entrambi meravigliosi. Federica Curcio è un carabiniere scelto, ma prima di tutto mamma di una bimba di 2 anni. 2 ruoli, ci confida, impegnativi, ma che riesce con tenacia a conciliare. Certo, non è sempre facile, ma la divisa e i valori che ha abbracciato le danno una forza in più. In alcuni ambiti la presenza femminile è considerata un valore aggiunto, soprattutto quando in caserma arrivano vittime di violenza. Quando una donna viene a denunciare dei soprusi subiti, trova di fronte una donna, un carabiniere donna, riesce ad aprirsi in maniera molto più
libera, riesce a dire tutto ciò che ha subito con maggiore tranquillità. Negli ultimi anni, fra l'altro, sono state inaugurate numerose stanze protette, già allestite e operative presso i comandi di Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto e Oderzo, ed è in fase di realizzazione a Mogliano Veneto e Montebelluna, luoghi dove donne e uomini in divisa danno ascolto e protezione a vittime di maltrattamenti e abusi. È lo stesso colonnello Gianfilippo Magro a ricordare il lavoro delle donne in uniforme che difendono ogni giorno la legalità e il rispetto delle regole per la convivenza civile. Le donne rappresentano un valore aggiunto e grazie alla loro sensibilità e alla loro capacità il nostro servizio viene sempre anche migliorato dal punto di vista qualitativo. L'appello del colonnello a rivolgersi al 112 quando ci si trova in difficoltà. Segnalare sempre ogni forma di violenza, di minaccia, ma anche di disagio, perché abbiamo le strutture e abbiamo le persone competenti per poter ascoltare e risolvere i loro problemi. Federica racconta che non ci sono differenze con i colleghi, noi dice con soddisfazione facciamo quello che fanno loro, ma il suo sorriso più bello ce lo mostra parlando della sua piccola. Le piacerebbe che sua figlia facesse lo stesso mestiere? Oddio, a me lascio libera mia figlia di poter fare quello che vuole nella propria vita. Sicuramente le parlerò come esperienza positiva di quello che sto svolgendo, di quello che sto facendo, dell'aiuto ovviamente che do al cittadino in ambito con la divisa che indosso, e poi lascerò a lei la libertà di poter scegliere. E adesso ci spostiamo a Treviso, dove è stato assegnato il premio Riflettore Donna 2022. Vediamo chi se lo è meritato. Ha preso per mano il mio essere bimba per formarmi e regalarmi un insegnamento che ancora oggi mi guida e che lungo la strada della vita mi ha portato a tagliare tanti traguardi. I primi anni da maestra nei ricordi di un'ex alunna, quindi quelli da dirigente scolastica e da volontaria per la tutela delle donne, nelle testimonianze a supporto della scelta della psicologa e formatrice Cinzia Mion come destinataria della benemerenza civica Riflettore Donna 2022. Una lunga cavalcata la sua nel mondo dell'educazione e della parità di genere, che le è valsa l'applauso caloroso della sala. La dedica alla madre, il pensiero alla figlia e alle nipoti e la riflessione sulla scuola di oggi. Quello che temo molto per la scuola è che si perda per strada la passione, che venga in un certo senso burocratizzata troppo, che gli insegnanti non ci sentano più questa spinta interiore che a quel tempo, come avete sentito, mi ha portato ad intraprendere questo lavoro di insegnante, poi di dirigente e poi di formatrice, con questo fuoco interiore che non si è spento mai. Ha trasmesso la cultura delle pari opportunità, della crescita nel benessere serena ai bambini, portando i bambini al centro dell'insegnamento scolastico, e questo è fondamentale. Oggi lo dobbiamo ricordare noi, lo devono ricordare le famiglie, i bambini al centro, e dobbiamo ricordarlo anche per il momento storico che stiamo vivendo. Un 8 marzo in cui il pensiero va per forza di cose alle donne in fuga dalla guerra. I ricordi di Mion, nata nel 1939, assomigliano tragicamente all'attualità di oggi. Io ricordo benissimo il bombardamento del 7 aprile, ma ricordo soprattutto poi la fame, il freddo del dopoguerra. Ricordo le corse nei rifugi. Questi sono ricordi che non possono scomparire, che rimangono nelle radici. E fra le varie manifestazioni, insomma, e le varie anche occasioni di riflessione, di festa, per quello che è stata la giornata di ieri, per quello che simboleggia la festa della donna, si è marciato, si è riflettuto, si è parlato anche di pace. Vediamo.
È la premio Nobel per la pace l'avvocata iraniana Shirin Ebadi, presidentessa del Tribunale di Teheran fino al 1979, quando la rivoluzione islamica la costrinse, assieme a tutte le altre giudici donna, ad abbandonare il proprio ruolo, a parlare della situazione della donna nel mondo e il suo contributo per la pace. Lo ha fatto questa mattina, ospite di scuole e in rete, rivolgendosi a 1 migliaio di studenti collegati online. Le discriminazioni nel lavoro come nella politica esistono tanto nell'Occidente quanto e più nei paesi medio orientali. Un tetto di vetro ostacola la parità dei diritti, ha detto dal suo esilio a Londra Shirin Ebadi. Dalla piazza virtuale alla piazza reale. Di diritti violati attraverso la violenza di genere si occupa da anni la campagna della Polizia di Stato Questo non è amore, un lavoro costante di sensibilizzazione per la tutela di chi vive situazioni drammatiche soprattutto fra le mura di casa. La Polizia di Stato ha messo in campo questa attività ormai da diverso tempo, da diversi anni, ed è un'iniziativa in cui ha investito sia sotto il profilo delle risorse che sotto il profilo dell'impegno in maniera estremamente energica. Al banchetto in Piazza dei Martiri gli agenti della Questura hanno distribuito opuscoli ai passanti e fornito informazioni utili alla conoscenza di un fenomeno diffuso e sovente sottovalutato. Ed è proprio per questo che le campagne hanno le campagne di tipo appunto informativo da questo punto di vista hanno un'importanza fondamentale, magari non direttamente per quel che riguarda le vittime, ma per chi è intorno alle vittime, che magari sa dell'esistenza di situazioni particolari e quindi viene reso edotto della possibilità di rivolgersi agli organi competenti. Piccola pausa adesso per noi, ma torniamo con tanti altri fatti di cronaca. All'attualità dobbiamo parlare di l'accoglienza dei profughi nel nostro territorio. C'è la parte dedicata alla nostra inchiesta sul caro bollette e non solo. Insomma, a fra poco per gli ultimi 30 minuti di Focus TG. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, lo saremo per altri 25 minuti fino alle 13:30 per portare a casa vostra l'informazione, le notizie del Veneto, dal Veneto. Ebbene, adesso parliamo di aiuti per l'Ucraina, parliamo di accoglienza di quello che è l'emergenza umanitaria, l'arrivo dei profughi nel nostro territorio. Vicenza si mobilita sempre in maniera attiva e propositiva e noi siamo andati a visitare uno dei centri di riferimento per la raccolta dei beni di prima necessità. Vediamo. Abbiamo bisogno solo pace, preghiamo solo per questo. L'oratorio della chiesa di San Giuseppe al Mercato Nuovo in questi giorni è diventato uno degli hub di riferimento in città per la raccolta dei beni destinati all'Ucraina e continua il viavai di persone che portano quanto richiesto, ma non solo. Mio nipote ha detto: ma posso mandare dei disegni ai bambini degli ucraini? Perché questo significa che anche i bambini sentono queste cose ed è una cosa molto positiva. Al lavoro si alternano volontari italiani e molti cittadini dell'Est Europa residenti a Vicenza. La raccolta di beni non è solo destinata ad essere spedita verso i profughi in fuga. Vogliamo aiutare tutte le persone ucraine, soprattutto per adesso, che hanno bisogno sia in Ucraina, che avranno bisogno anche qua in Italia dell'aiuto e anche un punto di riferimento. Abbiamo comunque dei collegamenti con altri comuni e comunque altre parrocchie che ci forniscono un po' di aiuto. Ecco, in realtà è grazie a tutte le persone che hanno risposto alla chiamata che abbiamo ricevuto questo grande boom di aiuti e soprattutto vogliamo anche riferire che per adesso è tutto a base volontaria, cioè non siamo un'associazione, non abbiamo dei fondi allucinanti, abbiamo qualche offerta. C'è tanta solidarietà. Posso ringraziare da tutta l'Ucraina, da tutte le nostre persone per quell'aiuto che fanno per tutti noi. Siamo veramente commossi che ci portate tutto, però vi chiediamo anche un po' di attenzione con i vestiti, che i vestiti devono essere puliti,
non scuciti. Anche i medicinali, guardate la scadenza anche dei alimenti che magari avete a casa, sulla dispensa volete portarci, date un'occhiata alla scadenza perché dopo purtroppo noi dobbiamo buttarli. Ed è partita anche una importante raccolta di farmaci in diverse farmacie del Bassanese. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Appena è scoppiata la guerra, alcune persone si sono attivate e immediatamente abbiamo spedito dei prodotti con 2 camion che sono partiti, uno il giorno dopo appena è scoppiata la guerra e uno 2 giorni dopo. Abbiamo avuto però poi delle altre persone ucraine che venivano a chiedere di raccogliere dei prodotti, però il discorso non è così semplice. Ed è così che è nata la sinergia tra alcune farmacie del territorio e la Croce Rossa Italiana per avviare un sistema complesso di raccolta, selezione, ma soprattutto distribuzione dei farmaci. Ci siamo resi così disponibili noi in sinergia con il comitato di Bassano del Grappa della Croce Rossa, dando la possibilità appunto alle persone di poter acquistare dei farmaci in sicurezza, nel senso che comunque avendo una lista di sostanze, di antibiotici soprattutto e di antidolorifici da poter poi spedire in Ucraina. Farmaci però che per arrivare in Ucraina devono prima passare diversi step. Noi raccogliamo i farmaci, andiamo a prendere i scatoloni, li stocchiamo, verifichiamo le scadenze, le tipologie di farmaci che devono rientrare all'interno di una determinata lista e successivamente impacchettiamo e spediamo a Roma. Dopo il Comitato Nazionale invierà tramite dei tir, che tra l'altro sono già partiti alcuni convogli, alla Croce Rossa polacca, ucraina, insomma dove è necessario. Farmacie, medicinali, salute, questo ci permette di aprire una piccola parentesi su quella che è la sanità del Veneto. Ci spostiamo, o meglio, visto che parlavamo di farmacie del Bassanese, restiamo in questo caso nell'area di competenza dell'ULSS 7 Pedemontana. Perché? Perché siamo andati di nuovo a porre le nostre domande con il nostro microfono al direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza. Domande non solo sull'opportunità, come sapete, insomma, di ricoprire un ruolo alla luce, insomma, dei suoi debiti, dei suoi 11 milioni di debiti contratti in operazioni nel ramo immobiliare, ma anche appunto sulle ultime novità che noi vi abbiamo raccontato, ovvero le sue società brasiliane in cui appunto compare come socio. Ebbene, siamo andati dal direttore generale Carlo Bramezza e abbiamo rifatto le nostre domande e guardate com'è andata a finire. Direttore. Direttore, bisogna? Sì, abbiamo le 3 domande in ballo, direttore, noi le mandiamo in onda ogni sera. Sono cose personali. Però almeno ci dia una risposta, direttore. Se ritiene che siano personali, ci dica è una cosa personale. Vabbè, ma è personale. Se parliamo di. È personale, ma è anche pubblico. Infatti noi facciamo una questione di opportunità. Sull'opportunità non ha mai risposto nessuno, direttore. Ho detto che sono cose personali. Buona giornata a tutti. Ma neanche sulle società brasiliane, direttore, niente di niente. Niente di niente. Ecco. Questa è la risposta, sono cose personali, siamo venuti a chiedere al direttore. Le 3 domande le avevamo qui, nessuno ci risponde. Il direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana, Carlo Bramezza, si è chiuso dietro quella porta con il suo staff. Gli abbiamo detto è una questione di opportunità, rispondiamo per una questione di opportunità. Noi le domande le abbiamo poste e anche oggi nessuno ha ritenuto di rispondere. Ci ha rifilato un sorriso quando abbiamo chiesto di parlare delle società brasiliane. Secondo noi non c'è niente né da ridere né da sorridere. Continueremo a porre le nostre domande e i nostri microfoni sono sempre aperti per tutti. E adesso cambiamo pagina, parliamo del caro bollette, parliamo delle difficoltà economiche che stanno attanagliando tante aziende del nostro territorio. Ci spostiamo nel Trevigiano, dove il caro energia addirittura sta portando diversi imprenditori, diverse aziende al fermo produttivo. Vediamo.
Trovo sconcertante che in alcuni casi si pensi a fermare l'attività, addirittura si pensi a mettere la gente in cassa integrazione perché sono aumentati i costi della bolletta energetica. Dura presa di posizione della CGIL di fronte al fermo produttivo che alcune aziende potrebbero nei prossimi giorni attuare a causa del caro energia che, sottolinea Visentin, pesa sugli stessi lavoratori. Purtroppo i costi delle bollette energetiche sono aumentati a tutti, anche a quei lavoratori che dovrebbero andare in cassa integrazione e pertanto avrebbero anche una decurtazione dello stipendio. Sarebbe più opportuno invece che si intervenisse in maniera più incisiva anche nei confronti del governo. Ribatte il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, che dice di capire la posizione del sindacato in difesa dei lavoratori, ma poi aggiunge: il mercato è regolamentato da cosa? Dal potere di vendita e di acquisto, no? In sostanza. Una grande impresa fa una grande produzione, questa grande produzione, se è sotto costo, magari un giorno, 2, 3, una settimana puoi reggere e poi non puoi più reggere. Fermare la produzione è una scelta difficile, ma che per aziende come quelle energivore rischia di diventare inevitabile. Ho informazioni di altre aziende legate in questo caso alle fonderie, al settore fonderie, che hanno intenzione di chiudere perché non conviene fare la produzione perché i costi sono troppo elevati. E poi c'è il capitolo legato alle sanzioni alla Russia che pesano anche sulle imprese di casa nostra e tutto il tema delle materie prime dall'Ucraina. Dall'Ucraina è arrivata l'ultima nave di fornitura di acciaio, adesso si è bloccata la fornitura di acciaio, quindi ci saranno ripercussioni. Per non parlare delle aziende che hanno delocalizzato parte della loro produzione proprio in Ucraina. È il caso, spiega Pozza, di alcuni calzaturifici che rischiano di avere ripercussioni anche sulla filiera veneta. E se magari tu facevi in Ucraina queste produzioni che sono, direi, vincolanti per la produzione della scarpa, devi bloccare le linee e prima di metterle in campo qui ci vuole un po' di tempo. E i primi effetti, già si vedono i primi effetti del caro bollette, perché come vi dicevo sono diverse le aziende che hanno deciso di fermare la loro produzione. Vediamo adesso il caso di questa azienda di Istrana, il cui titolare dice: spero che si trovi una soluzione in fretta per poter ripartire già la prossima settimana, ma lo scenario non è confortante. Io spero che lunedì prossimo qualcosa ci sia di più chiaro e di provare a mettere in piedi la ripartenza. Bruno Zago, patron del più importante gruppo cartario italiano, la Progesta di Istrana, auspica che la produzione nelle 6 cartiere distribuite in tutto il paese, da ieri sospesa a causa dell'aumento del prezzo del gas, possa riprendere già da lunedì prossimo. Spero che il tutto si risolva nel giro di una settimana, 10 giorni, spiega il presidente del gruppo, anche perché se così non fosse, aggiunge, si rischia un pericoloso effetto domino. Anche i nostri clienti rimarrebbero senza materia prima, sicché ci sarebbe una cascata infinita di fermate di aziende. La rapida impennata delle quotazioni del metano, ora ai massimi storici, ha spinto Progesta ad interrompere temporaneamente la produzione di tutte e 9 le macchine continue di carte per ondulatore. Quando si sospende la produzione è sempre una scelta sofferta e ponderata. E purtroppo però non si poteva fare altrimenti. Dall'anno scorso a quest'anno è aumentato 10 volte. Ad amareggiare ancora di più il fatto che le commesse siano in aumento, ma costa troppo produrre. La carta venduta a circa 680 euro a tonnellata richiede oggi infatti circa 750 euro di soli costi energetici. Dopo abbiamo la materia prima, abbiamo la lavorazione, abbiamo i prodotti che servono per fare la carta, che vorrebbe dire che oggi bisognerebbe vendere la carta a 1.000, 1.100, 1.200 euro a tonnellata. Alla luce di tutto questo abbiamo deciso di fermarci, conclude Zago. Parleremo con i nostri clienti e vedremo che soluzioni attuare. Troveremo un accordo con i nostri clienti, formeremo dei prezzi adeguati e riprenderemo a lavorare.
Uno dei settori più colpiti dai 2 anni di pandemia e adesso dai venti di guerra che soffiano così forti, carichi di paura, di ansia, di incertezza, è quello del turismo, delle agenzie di viaggio, insomma. Eppure insomma, la morsa del Covid che si è attenuata e la voglia di ripartire creano all'orizzonte scenari di ripresa, insomma, soprattutto da parte di chi, come i bassanesi in questo caso, come i veneti in generale, manifesta in maniera importante la voglia di tornare a viaggiare. Vediamo. Abbiamo visto che però la voglia di viaggiare c'è, persiste, molte richieste in queste settimane, soprattutto a partire dal mese di febbraio, pronti per una primavera, un'estate, insomma, che faccia viaggiare tante persone, soprattutto in Italia e in Europa. Prima la pandemia, caro bollette, caro energia, adesso anche la guerra in Ucraina. Come influisce nel settore? Allora, la guerra in Ucraina assolutamente non ci voleva, ma stiamo parlando proprio a livello generale, non parliamo solo di turismo, parliamo di problemi economici, problemi sociali, profughi, rapporti tra paesi, caro energia che sta condizionando inevitabilmente le famiglie e il budget che la famiglia mette ovviamente a disposizione per i viaggi. E dopo le vacanze natalizie arriva la Pasqua, prima occasione dell'anno per tornare a viaggiare. La Pasqua è partita in maniera tiepida a gennaio, noi siamo usciti con una programmazione di viaggi di gruppo a Natale, poi a gennaio appunto ancora un po' tiepida, le prenotazioni poi da febbraio sono partite in maniera importante, siamo felici. C'è stato un po' il ritorno, devo dire la verità, ai viaggi di gruppo rispetto a 4-5 anni fa, perché è un viaggio in sicurezza, perché è un viaggio tutto incluso, un viaggio che non genera generalmente sorprese a livello di costi e quant'altro. Ma come in tutti i settori in questo particolare momento storico, anche nel turismo i prezzi sono aumentati. È innegabile che un aumento che io ho stimato all'incirca intorno al 10% dal 2019 al 2022 c'è stato. Noi ovviamente come agenzia abbiamo cercato di calmierare questo aumento qui, cercando di non scaricare completamente tutti gli aumenti sulle spalle dei viaggiatori, perché siamo convinti insomma che sia necessaria una ripartenza. La ripartenza ce l'abbiamo solo se i clienti vengono a prenotare i viaggi, altrimenti non si riesce ad andare distante. Crisi economica, caro energia che penalizza anche il settore, il comparto dei coltivatori che chiedono al governo di togliere perlomeno le limitazioni sanitarie. Servono fondi statali, fanno sapere da Coldiretti, per evitare la chiusura delle aziende. 2022, odissea fuori dalla crisi economica. Bisogna uscirne, c'è bisogno di un rilancio, ci vuole calma, serve un progetto. Innanzitutto riduciamo i fronti su cui bisogna combattere. Se il 31 marzo il governo metterà fine all'emergenza sanitaria, dovrebbe venir meno il presupposto giuridico che fino ad oggi ha sostenuto la limitazione alle libertà dei cittadini. Sarebbe importante l'eliminazione certamente dei Green Pass e quelle che sono le limitazioni alla circolazione delle persone, ma anche alla ripresa di una vita reale. Coldiretti chiede la fine di tutte le limitazioni. Chiuso quel fronte potremo concentrarci sulla crisi economica esacerbata dall'invasione russa dell'Ucraina. Russia e Ucraina oggi da soli producono circa il 30% dei cereali a livello mondiale, insomma, per cui un paese quale il nostro, ancora anzi non autosufficiente per quanto riguarda il cibo, per quanto riguarda i prodotti, ma anche per l'alimentazione del bestiame, che poi dopo è un percorso indotto, ne risente pesantemente. Nel Vicentino oggi il settore che sta vivendo in modo più drammatico queste dinamiche è quello dell'allevamento. Il prezzo del latte è rimasto a livelli non solo ante pandemia ma ancora precedenti. I costi di produzione sono volati alle stelle. Ogni azienda perde mediamente dagli 8 ai 10 centesimi al litro latte a fronte di un prezzo che si aggira sui 40, per cui vuol dire mediamente stanno perdendo il 25% ogni giorno. Caro energia, caro carburanti, aumento del costo dell'alimentazione degli animali, una miscela esplosiva che metterebbe a rischio la sopravvivenza del 20% delle stalle del Vicentino. Serve un intervento del governo.
È necessario dover liberare immediatamente quelli che sono i fondi già disponibili di PNRR e probabilmente anche dovendo ridare un'occhiata approfondita anche sulla riforma della PAC, più verso un indirizzo incentivante alla produzione piuttosto che di riduzione della produzione, per garantire un autoapprovvigionamento più alto possibile a livello nazionale, una sovranità alimentare insomma più spinta. Rimaniamo a parlare di questo argomento, ci spostiamo nel settore dei trasporti. Pensate che MOM dovrà sostenere rincari per le spese di gasolio che ammontano a quasi 1,5 milioni di euro in più rispetto al 2021. Noi siamo riusciti comunque a galleggiare in questi 2 anni e lo faremo ancora. Parola d'ordine: andare avanti, anche se si sperava di essersi lasciati il peggio con la pandemia alle spalle. Ora pesare sulle aziende come MOM il caro metano, gasolio ed elettricità. Le difficoltà sono iniziate nel febbraio 2020 con l'arrivo del Covid a causa della mancanza di utenti. Speravamo, spiega il numero 1 dell'azienda di trasporti trevigiana Colladon, che questo fosse l'anno del rilancio perché c'erano tutti i presupposti. Ora dobbiamo fare i conti anche con questi rincari. Il gasolio è aumentato quasi al 50% e l'impatto che avremo noi nel 2022 rispetto all'anno precedente sono circa 750.000 euro in più a parità di costi. Altra voce, quella relativa al metano. A febbraio, spiega Colladono, lo pagavamo 0,30, ora 1,32 euro. Avremo all'incirca dai 300 ai 400.000 euro in più. MOM gestisce poi depositi e sedi in tutta la provincia e qui ci sono le spese per l'elettricità con le bollette quadruplicate. Avremo anche qua 400.000 euro in più all'anno. All'incirca quindi va da 1,4 a 1,5. Questo è il numero complessivo di costi in più rispetto all'anno precedente. 1.400.000 euro in più rispetto al 2021, cifre pesanti che richiedono un intervento. Le tariffe non le possiamo aumentare, il Fondo Nazionale del Trasporto rimane costante, quindi la situazione deve essere risolta all'interno. Se prima avevamo il rifornimento alle 2 del pomeriggio, adesso lo faremo di notte. Se prima avevamo 10 torri faro accese, cercheremo di accenderne 5 e cercheremo di utilizzare al meglio gli autobus. Si tenta dunque di limitare i danni, ma la volontà di MOM è di guardare con positività al futuro. Non ci fermiamo, spiega Colladon, continuiamo anche con gli investimenti. Con l'acquisto di autobus nuovi sia con infrastrutture, quindi noi continuiamo comunque nella nostra attività. E quasi 35 milioni di euro sono stati deliberati dalla Giunta regionale a favore delle imprese turistiche di montagna, della montagna veneta, colpite lo scorso anno, lo ricorderete, dalla chiusura degli impianti da sci a causa dell'emergenza legata alla pandemia. Vediamo. Un budget che sfiora i 35 milioni di euro stanziati dallo Stato e dirottati alla Regione per ristorare le gravi perdite patite dalle attività ricettive ed extraricettive all'interno dei comprensori sciistici della montagna veneta. I criteri per il reparto dei fondi sono stati messi nero su bianco e approvati stamattina dalla Giunta regionale. Il settore alberghiero è destinatario della maggior parte, del 75% di queste risorse, ma una gran parte vanno anche a tutte quelle strutture, quelle aziende imprenditoriali che fanno parte del mondo del turismo. L'assessore regionale al turismo Federico Canera è salito da Venezia per annunciare le peculiarità della delibera che individua attività e entità dei ristori sulla base dei mancati introiti rilevati fra il 1 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021 per effetto della chiusura degli impianti da sci nei comuni di prima e seconda fascia. La prima fascia sono quelli dove insiste un comprensorio sciistico, cioè un impianto da sci, mentre quelli di seconda fascia sono quei comuni che sono limitrofi al comune che detiene l'impianto da sci. Condizione per ottenere un ristoro è aver subito un calo del fatturato pari al 30% rispetto alla stagione sciistica 2018-2019. Per le strutture ricettive il sostegno terrà conto del numero dei posti letto e della dimensione, mentre per le imprese del settore extraricettivo i ristori saranno erogati in misura forfettaria
e in quest'ambito rientrano agenzie di viaggio e tour operator, negozi di attività sportive e di mediazione immobiliare, gestori di teatro, sale concerto e musei. Il sostegno arriverà anche alle guide alpine e alle guide turistiche, al trasporto taxi e con conducente e ai service per manifestazioni e spettacoli. Un aiuto che si è concretizzato grazie ad un lavoro di concertazione con le categorie. Ci sono state purtroppo delle lungaggini burocratiche che non ci hanno permesso di avere questi ristori prima, però c'è molta soddisfazione perché questo permetterà di avere un po' di liquidità in casa per anche superare un'altra stagione che non è stata delle migliori. Entro 15 giorni Unioncamere pubblicherà le misure per accedere alle quali è stata bandita la burocrazia. Per ottenere i ristori, le attività interessate dovranno presentare una semplice domanda. E siamo quasi in chiusura. Prima di salutarci, diamo un'occhiata al report, al monitoraggio della campagna di vaccinazione in Veneto. Sono dati che ci fornisce la Regione, li leggiamo velocemente. Ebbene, nelle ultime 24 ore in Veneto sono state somministrate 3.243, eccolo qua il dato, dosi di vaccino, di cui 147 prime dosi, 314 seconde dosi o i cicli completati e quasi 2.800, 2.779 dosi addizionali, la terza dose o booster che dir si voglia. Il numero totale dei vaccini somministrati dall'inizio della pandemia ad oggi in Veneto rasenta gli 11 milioni, sono 10.867.312. Diamo anche una rapida occhiata ai dati che riguardano le fasce di età suddivisi per fasce di età di coloro appunto che hanno ricevuto il vaccino. Ebbene, guardate, come sempre, prestiamo attenzione alla parte in basso, la fascia di età dai 5 agli 11 anni, 32,6% almeno una dose, 29,8% ha completato il ciclo e 32,7% è in attesa appunto di completarlo. Per questa edizione di Focus TG è tutto, non mi resta che augurarvi buon pranzo per chi sta mangiando e buon pomeriggio a tutti gli altri. Appuntamento a domani.